Buongiorno, buongiorno da Focus TG. Si sta facendo la conta dei danni provocati dal maltempo, l'ondata violentissima di maltempo di ieri. C'è stata una tromba d'aria a Pederobba, allagamenti e anche grossi danni nella Marca trevigiana e a Conco, ad Asiago, una tromba d'aria che ha scoperchiato le case e no, anzi no, c'è stata una bomba d'acqua a Conco con i cittadini che spalano il fango. Andiamo in diretta da Mirko Cavallin. Buongiorno direttore, bentrovati. Località Gomarolo, comune di Lusiana Conco, sull'altopiano di Asiago. La campana della chiesa sta suonando mezzogiorno. Qui li vediamo con Alessandro Costacuta, ci sono ancora i segni, c'è poco. Qui ieri c'era un fiume d'acqua, detriti, rami, sassi e quant'altro che scendevano dalla valle. Siamo in una conca, letteralmente in una conca. Sopra di noi, di fronte a me, c'è l'abitato di Conco, una contrada questa che ha un centinaio di abitanti, con molte case, come potete intravedere, disabitate, ma comunque con una sua vitalità. C'è ancora la chiesa appunto che viene utilizzata, e in questa piccola borgata, dentro la borgata, vive il signor Antonio Cogo. Qui è tutto pulito perché ieri gli abitanti si sono dati da fare per ripulire tutto in poche ore. I tecnici della provincia, la protezione civile, il COC che è stato aperto ieri pomeriggio dal comune, è stato chiuso questa mattina, quindi con la cessazione dell'emergenza alle ore 8 come dichiarata dalla protezione civile regionale. Allora il signor Antonio Cogo abita con la moglie in questa casa che è all'ingresso ad un livello più basso rispetto a quello della strada. Intanto partiamo da ieri, ore 16 circa. Lei dov'era? Ero qua, per fortuna ero qua, su un attimo, e l'acqua che veniva dalla strada e da qua dietro, qua è impianato tutto, sassi, legni, casini, praticamente i scarichi si sono tappati. Con le mani ho dovuto continuare a aprirli, però non ce lo faccia. Ho fatto fatica a stare lì dietro, praticamente l'acqua è su e finché mi è andato anche in casa praticamente. È entrata, e poi la parte posteriore dell'abitazione, che adesso non riusciamo a farvi vedere, ha un terreno più alto rispetto alle finestre, quindi l'acqua entrava anche da dietro. I danni all'interno? Per fortuna pochi, che ero qua a casa, è andata anche bene così, diciamo. E dopo bisogna ringraziare anche la provincia che dopo è venuta a pulire tutto. Praticamente è un casino perché è la terza volta che capita questa cosa qua. Questo scolo è stato fatto appunto dal comune una ventina d'anni fa, ma essendo ancora più basso sia rispetto alla strada sia rispetto all'ingresso, ha bisogno di essere continuamente pulito. Ci pensa lei? Sì, perché non vedi mai nessuno che viene anche il comune. Una volta venivano una volta all'anno, adesso non ho più visto nessuno che venivano a pulirli, e li pulisco io una volta o due all'anno. Eh sì, manutenzione. A proposito di manutenzioni, questa è una zona fittissima di boschi. Abbiamo fatto un giro poco fa anche in altre contrade, e l'impressione che ho avuto, signor Antonio, lei me lo confermi, è che i boschi siano un po' abbandonati. Abbandonati, ormai abbiamo i boschi che arrivano dietro le case e praticamente è sempre peggio. E le valli sono piene, e praticamente è venuto giù legna, sassi, di tutto. Adesso le hanno pulite, però è un casino. Una bomba d'acqua durata quanto sì. più o meno? Una mezz'oretta, proprio una bomba, perché in 5 minuti macello. Qua era tutto pieno. Andava dentro, ho messo dei stracci nella porta là, e qua è andata dentro perché non l'ho fatta, sta lì dietro a tutto. Ecco, ieri lei ha pulito qui, gli altri abitanti della borgata si sono dati da fare appunto per ripulire tutto, tanto che adesso non si capisce che ieri c'è stato un disastro. No, perché la provincia, dopo è venuta la provincia col camion, quella che pulisce, che cosa ha portato via tutto, con la ruspa, è un camion, e hanno portato via giù in fondo qua che c'è una discarica, e sono stati anche bravi praticamente, perché hanno lavorato fino alle 8:30, ieri sera 9. E quindi questo è il racconto allora da Gomarolo, grazie al signor Antonio Cogo. Direttore, questa è una situazione che racconteremo poi nelle edizioni serali, anche con altri dettagli, anche in altre borgate, perché ci risultano alberi caduti ancora pendenti. Per il momento con Alessandro Costacurta è tutto, a te la linea. Grazie molte dall'altopiano di Asiago a Mirko Cavallin e Alessandro
Costa Curta e vediamo cosa è successo a Pederobba, dove una tromba d'aria si è abbattuta sulla frazione di Onigo, scoperchiata la casetta degli alpini, danni ingenti anche al cimitero dove sono volate alcune lapidi, alberi sradicati, davvero una situazione catastrofica. Vediamo. Ha lasciato dietro a sé una scia di devastazione la tromba d'aria che si è abbattuta nel pomeriggio a Onigo di Pederobba, un vento fortissimo che, come vedete dalle immagini, ha letteralmente scoperchiato la casetta degli alpini. Non solo, la mappa dei danni è in continuo aggiornamento. Quello che è certo è che in pochi secondi il paesaggio è cambiato radicalmente. Verso le 16:30, nel giro di qualche secondo, come fosse scoppiata una bomba in un determinato luogo della frazione di Onigo, scoperchiando abitazioni, distruggendo alberi, radendo al suolo anche quasi il cimitero. Sono dei danni strutturali sia alle tombe di famiglia che anche nei loculi, dove purtroppo le coperture sono volate via. Via Papa Luciani è ancora l'area davanti alle scuole, mobilitato il paese intero accanto a pompieri e volontari di protezione civile. Adesso noi abbiamo coinvolto la protezione civile, abbiamo in loco i vigili del fuoco che stanno intervenendo e numerosissimi cittadini che stanno cercando di pulire strade, piazze, vie e quant'altro. Per il momento non piove, però noi non siamo stati colpiti dalla pioggia ma bensì dall'aria, che ha fatto numerosi danni alle cose, per fortuna, e non alle persone. Ancora presto per fare una conta dei danni, con un'allerta gialla che resta in vigore anche nelle prossime ore e che riguarda la stessa fascia pedemontana. E particolarmente colpita è stata la Marca Trevigiana nella zona di Ponte di Piave, Salgareda e San Biagio di Callalta. L'acqua non scorre, vuol dire che le pompe a monte non stanno asportando l'acqua perché è talmente tanta che loro non ce la fanno. Adesso, finché quest'acqua non defluisce, noi siamo praticamente in un catino d'acqua. Non è la prima volta che via Alcide De Gasperi finisce sott'acqua, ma stavolta è andata peggio del solito, con diversi garage e scantinati allagati. Tante le istantanee dell'emergenza che arrivano da Ponte di Piave nel quadrante che va dalla piazza del municipio al sottopasso di Viale Europa. Recentemente sì, ma si serviva a salvare un po' i garage, poca acqua, ma oggi è il disastro. È già un paio d'ore che i vigili sono qua, che stanno tirando fuori l'acqua e l'acqua è ancora assestata dentro, non si riesce a sbloccarla, insomma, perciò cosa vuole? Questa è. Bisognerebbe chiedere in comune come mai. Il cortile di questo condominio è di fatto una piscina. La conta dei danni è rimandata a quando sarà possibile aprire i garage. Io ho congelatori, adesso sicuramente altre persone hanno lavatrici e altri elettrodomestici. Quindi sicuramente il danno c'è. Decine di interventi dei vigili del fuoco e dei volontari di protezione civile, in sopralluogo il sindaco Paola Roma. Una delle criticità maggiori in municipio, a ridosso del sottopasso ferroviario, spostata parte degli archivi, l'acqua si è insinuata anche in comune. Questa mattina ci siamo trovati con una situazione pazzesca, diciamo, nell'entrata. Possiamo andare a vedere anche dalle auto dove normalmente parcheggiamo e ci siamo trovati con la preoccupazione dei bambini che arrivavano sostanzialmente per andare a scuola e siamo riusciti a fermarli prima, a bloccare il sottopasso con la polizia locale. Una bomba d'acqua, quindi, un evento straordinario, di certo localizzato, lo definisce la prima cittadina, che avrebbe mandato parte del sistema in tilt a Ponte di Piave, così come a Salgareda e San Biagio di Callalta. Per i pompieri un lavoro incessante. Le chiamate ovviamente nei primi minuti, quelli che sono i più concitati, sono moltissime, poi pian piano col defluire della pioggia, cioè col diminuire delle piogge, rimangono i prosciugamenti. Fortunatamente interventi di soccorso urgente a persone non ce ne sono stati, abbiamo tanti prosciugamenti in atto. Spostandosi a San Biagio, allagato il sottopasso per Fagarè, con l'acqua che scorre attraverso i muri. Critica la situazione in via Calvi.
Abbiamo il collettore centrale davanti ai nostri portoni del garage che arrivano le acque piovane di 5 case, di 5 bifamiliari, però non vorrei che fosse anche tutto il discorso della tanta acqua, come si dice, tutto su una volta. Qua sono 25 garage, tutti sotto 20 cm di acqua, e chi aveva roba dentro è da buttare, speriamo meno possibile, insomma. Adesso si vedrà chi pagherà, ma come al solito nessuno. 3 condomini allagati a Salgareda, pensate, sono caduti 80 mm di acqua nel giro di un'ora. Un disastro proprio, peggio di così non so. Cantine tutte sott'acqua. Prima volta che succede. Prima volta? Prima volta. Ma idea vi siete fatti? Come? Idea? Non lo so, non so cosa dire. Siamo senza parole. Sono almeno 3 i condomini finiti sott'acqua a Salgareda, qui quello di Via della Repubblica vicino al centro, dove i pompieri hanno operato per quasi tutto il giorno e dove i residenti raccontano di una mattinata iniziata con una pioggia davvero record. Stamattina è successo che ha piovuto tanto e quella è la famosa bomba d'acqua. C'è stata una bomba d'acqua, si è allagata mezza piazza, qui è risaputo che quando piove un po' di più si allaga, perché ci sono problemi purtroppo di scarichi in questo condominio. È stato l'evento eccezionale soprattutto della pioggia e gli scarichi che non funzionano. Scarichi che non funzionano? Sì, perché l'acqua non si può praticamente entrare dal campo così come sta entrando in questo momento. La pioggia, ritornata a cadere nel pomeriggio, non ha aiutato in Via della Repubblica, così come nel vicino parco pubblico e nell'area a ridosso della chiesa. Mai vista su un'ora tanta acqua così da quando abito qua. Lei ha un pluviometro a casa? Sì, mi segnava 75 mm di pioggia. Poco meno di un'ora? Sì, più o meno su un'ora. Fortunatamente, insomma, la protezione civile ci ha portato una pompa elettrica, ci ha aiutato almeno a tamponare l'entrata dell'acqua. Siamo riusciti a tamponare la situazione, diciamo. Poteva andare ben peggio. Bisogna cercare di pulire più possibile gli scoli, ma quando arrivano questi eventi non è possibile fare tante altre cose e sistemare. Bisogna prendere l'occasione per pulirli. Chiusa al traffico via Castella tra Salgareda e Vigonovo, con i terreni gonfi d'acqua e la strada allagata, con i volontari anche il sindaco Andrea Favaretto. Ringrazio la protezione civile comunale che li ho interpellati, si sono dati tutti da fare. Fatalità non è che abbiamo anche un corpo vigili così importante, abbiamo soltanto 2, però questa mattina fatalità erano alla questura di Treviso per il Giro d'Italia, quindi mi sono dovuto anche sostituire parzialmente chiudendo le strade fisicamente, anche gli operai mi hanno dato una grossa mano. Il problema è proprio il flusso, è venuta talmente tanta che ha riempito i fossi di scarico delle acque piovane. Resta l'allerta gialla e sul suo significato interviene l'assessore regionale Giampaolo Botaccin. E sottolineo che il giallo non vuol dire che accadono eventi poco gravi. Possono accadere eventi anche rilevanti, però localizzati, come è stato appunto il caso di questa mattina. Anche per le prossime ore continueranno a esserci delle precipitazioni che potranno essere molto intense, anche se in ambiti ristretti. Insomma, degli interventi chirurgici del maltempo che colpisce duramente alcune zone molto ristrette, come è successo per esempio a Pederobba, dove si è scatenato una specie di uragano. Andiamo in diretta da Edi Kaliman. Direttore, buongiorno a te e ai tuoi telespettatori. Proprio pochissimi secondi fa se n'è andato un trattore che trasportava dei rami che sono stati tagliati, pericolanti, dagli pini, questi larici che sono a bordo del cimitero di Onigo, dove ci troviamo, frazione di Pederobba, duramente colpita dalla tromba d'aria di ieri tardo pomeriggio, in prima serata. È stato un quarto d'ora che ha devastato sostanzialmente questa zona. Adesso noi siamo passati
andati in macchina, passeggiando a piedi per il paese. Continuiamo a vedere persone che cercano di raccogliere rami, foglie che sono state ovviamente divelte dal vento, come divelte sono state moltissime lapidi del cimitero che è qui alle mie spalle. Mi ha raggiunto qui, ringrazio il vice sindaco Fabio Maggio, perché ci fa un po' il punto della situazione mentre ci spostiamo con Simone Merlo verso l'entrata del cimitero, perché sono state poste dei sigilli sostanzialmente per prima di aprire il cimitero, per capire se effettivamente tutto era a norma e non c'erano strutture pericolanti. Sì, dalla tarda serata di ieri, dopo l'evento estremo, ci siamo subito mossi, volontari della protezione civile, vigili del fuoco, polizia locale, incaricati comunali e tanti cittadini hanno consentito di recuperare se non la normalità, almeno le funzioni fondamentali, la viabilità delle strade. C'è ancora molto da fare. Oggi le squadre e dei volontari, ma anche le squadre comunali, sono all'opera per ripristinare la normalità, che credo verrà raggiunta nei prossimi giorni. È stato un evento estremo che ha colpito una parte della frazione di Onigo con grande violenza. Il cimitero è stata una delle parti più danneggiate e poi la zona del campo sportivo con lo scoperchiamento della sede degli Alpini di Onigo. Un evento che purtroppo non ci voleva, ma qui stiamo tragicamente venendo abituati. E è difficile, mi diceva prima, fare adesso una conta dei danni? È molto complicato in questo momento fare una conta dei danni. Stiamo lavorando per arrivare a delle cifre chiare e certe, ma non è questo il momento. Non siamo nelle condizioni oggi di poter stimare con certezza i danni sia agli edifici pubblici sia a quelli privati. Quali sono i prossimi step? I prossimi step sono recuperare la normalità e quindi finire la pulizia del piantume, conteggiare quelle che sono i danneggiamenti intervenuti e successivamente andare ad agire nelle situazioni più critiche, poi lentamente recuperare la normalità. Grazie Fabio Maggio. E invece direttore, noi con le immagini di Simone Merlo ti lasciamo, entriamo in modo molto cauto all'interno del cimitero. Come vedi sono stati delimitate delle zone con i nastri rossi e bianchi per segnalare proprio il pericolo. Alcune lapidi sono ancora tuttora pericolanti. Prima siamo arrivati, c'era il marmista che si occupava di fare un sopralluogo e poco prima delle 12 c'era ancora un folto via vai di persone che hanno affollato il cimitero questa mattina per capire se le lapidi dei loro cari erano in sicurezza e se erano ovviamente salve. In tanti sono venuti armati di pala e di secchi per sostanzialmente sistemare il disastro fatto da questa tromba d'aria che ci hanno raccontato in tanti, e lo sentiremo nei nostri telegiornali della sera, si è autoalimentata per un quarto d'ora, poi lasciando definitivamente la zona in modo tranquillo, ma ovviamente devastato, come puoi vedere da queste immagini. E con questo ti lasciamo, direttore. Grazie ad Edi Kaliman e a Simone Merlo. Adesso andiamo a Padova per una sentenza che è stata definita storica, una sentenza della Corte Costituzionale che è favorevole alle cosiddette mamme arcobaleno. Le mamme, 2 donne con un figlio, prima era riconosciuta come mamma solo quella biologica, la Consulta ha deciso che deve essere definita e considerata madre anche la cosiddetta mamma intenzionale. Grande festa delle mamme arcobaleno a Padova. Andiamo da Chiara Gaiani con Cristian Roque Allende. A te Chiara. Direttore, buongiorno ai telespettatori. Sì, alle 18 qui proprio dove ci troviamo con il collega Cristian Roque Allende ci sarà la festa delle mamme delle famiglie arcobaleno assieme al sindaco di Padova Saggio Giordani e all'assessore servizi anagrafici Francesca Benciolini. Ricordiamo che il comune di Padova dal 2017, cioè dal momento dell'insediamento della prima giunta Giordani, aveva registrato con il parere dell'ufficio legale gli atti anagrafici dei bambini con una mamma biologica e una mamma intenzionale, con entrambi appunto i genitori. Ieri la Corte Costituzionale ha stabilito che tutti questi atti, ricordiamo 33 erano quelli che sono stati impugnati dalla Procura della Repubblica, sono legittimi basandosi sulla richiesta fatta per 5 atti arrivati dalla città di Lucca. Allora io direi
direi che facciamo sentire nel servizio che abbiamo preparato, la nostra redazione di Padova ha preparato proprio la gioia delle famiglie riunite in associazione, sentendo appunto una di queste mamme che sarà anche qui stasera. Allora possiamo intanto far partire il primo servizio. Una sentenza storica che rende giustizia alle nostre bambine e ai nostri bambini, ma soprattutto che rende giustizia alle bambine e ai bambini che nasceranno, perché da oggi di fatto in Italia i bambini e le bambine che nasceranno da coppie di due mamme potranno essere registrati alla nascita con entrambi i loro genitori e quindi potranno avere piene tutele e pieni diritti. La gioia delle famiglie arcobaleno dopo la sentenza della consulta che definisce incostituzionale il divieto per la madre intenzionale di riconoscere come proprio il figlio nato in Italia da procreazione medicalmente assistita legittimamente praticata all'estero. Valentina Bagnara, portavoce delle famiglie arcobaleno del Veneto, insieme alla moglie Daniela, è stata al centro di questa vicenda. La loro figlia di appena 3 anni è una di quelle bambine registrate all'anagrafe di Padova dal sindaco Sergio Giordani. Al di là delle poche sindache e i pochi sindaci come quello di Padova, Giordani, che ringraziamo infinitamente, hanno fatto finora, tutte le sindache e tutti i sindaci d'Italia potranno fare questo atto di giustizia e di realtà, perché di fatto riconoscere i bambini e le bambine con entrambe le loro madri non fa altro che riconoscere da parte della legge quella che è la realtà della loro vita e delle loro famiglie. Secondo la consulta, il mancato riconoscimento fin dalla nascita dello stato di figlio di entrambi i genitori lede il diritto all'identità personale del minore e pregiudica l'effettività del suo diritto di essere mantenuto, educato, istruito e assistito moralmente dai genitori e il diritto di mantenere con loro un rapporto equilibrato e continuativo. La genitorialità è un progetto che si costruisce nel tempo e che investe tutte le nostre vite e da questo punto di vista non riconoscere una delle due persone che ha dato luogo a quel progetto, che ha costruito quel progetto, lede enormemente la vita e l'identità dei bambini e delle bambine che da quel progetto nascono. Da 2 anni a questa parte tante altre coppie di mamme come Valentina e Daniela hanno vissuto la paura e la preoccupazione di veder cancellato il cognome della mamma intenzionale dal certificato di nascita dei figli e le figlie nate attraverso un percorso di procreazione medicalmente assistita, un percorso affrontato, come ricorda Valentina, da entrambe le mamme, biologica e intenzionale. Avrà anche 2 mamme risolute e molto decise nel continuare la lotta di tutte le altre famiglie arcobaleno d'Italia. Ecco, per queste famiglie ci sarà un passaggio fondamentale per i 33 atti che nel 2023 sono stati impugnati dalla Procura di Padova, perché tutti questi atti erano stati trasmessi alla Corte d'Appello di Venezia, che si dovrebbe riunire lunedì prossimo e dovrebbe prendere atto della sentenza della consulta. Ovviamente di vario segno le reazioni del mondo della politica, se diciamo il mondo del centrosinistra applaude a quella che è la decisione della consulta di segno opposto, le reazioni da parte della Lega, con il sottosegretario alla giustizia Ostellari che dice il tema va approfondito mettendo da parte ideologia retorica, ne va del futuro della comunità umana, e il sindaco di Noventa Padovana Marcello Bano che parla di una campagna ideologica da parte del comune di Padova che lo lascia sbalordito. Allora ricordo, questa sera alle 18 qui ci sarà la festa. Nel frattempo io vi lascio con le dichiarazioni che abbiamo raccolto da parte del sindaco Sergio Giordani, l'assessora Francesca Benciolini, ovviamente molto contenti per aver visto suffragato quella che è stata una decisione assunta da subito, il sindaco lo ha ribadito più volte, una decisione sempre fatta nel rispetto della Costituzione e della legge. Ringrazio per la collaborazione tecnica Cristian Roque Allende. Da Padova la linea poi può tornare allo studio. Siamo felici. Molto felici. Siamo molto proprio felici. L'ultima l'ho fatta 10 giorni fa. 10 giorni fa. Noi abbiamo sempre continuato, indipendentemente da ogni richiesta, siamo sempre andati all'ufficio anagrafe a firmare. E questa è una gioia, devo dire, gioia, veramente gioia. È una cosa bella questa, è una cosa bella.
sono contentissimo. Una vittoria della città, una vittoria dell'amore. È emozionato e sorridente il sindaco Sergio Giordani, con a fianco l'assessore ai servizi demografici Francesca Benciolini. Nonostante l'impugnazione della procura di 33 atti, le registrazioni dei figli di 2 mamme non si sono mai fermate nel comune di Padova e con l'ultima, una bambina, una decina di giorni fa, il numero è salito a 53. Da quando in qua l'amore è proibito, quando qua le cose positive vanno a guai, guerre, ma cose disastrose, ognuno che fa violenza, basta. Questo qui è amore, è la cosa bella, amore, bambini accuditi con amore, questa è la cosa importante. Mai fuori dalla legge. È una precisazione puntuale quella del sindaco Giordani, che le registrazioni le ha sempre firmate, sostenuto dal parere dell'ufficio legale. Non siamo mai usciti dalla legge, c'era questa possibilità, noi l'abbiamo adottata e fatta assieme, c'è poi responsabilità con i funzionari, con gli avvocati nostri, era possibile farlo e non si può vietare l'amore. La sentenza numero 68 della Corte Costituzionale parte dai 5 casi di Lucca, spiega l'assessora Francesca Benciolini. A Padova i 33 casi che erano in attesa di appello erano stati, la Corte d'Appello di Venezia aveva sospeso l'iter in attesa che la Corte Costituzionale si esprimesse, perché chiaramente sapendo che si doveva esprimere hanno detto è inutile ci esprimiamo per poi trovarci magari una sentenza contraria alla nostra espressione, e quindi adesso chiaramente ci sono tutti i livelli burocratici e amministrativi che a catena daranno questo come orizzonte a tutte le prossime sentenze o cancelleranno la necessità di ricorrere ai tribunali. Adesso si attende una legge, ma l'orientamento pare ormai chiaro e per questo dalle famiglie Arcobaleno, in continuo contatto con l'amministrazione comunale, arriva la richiesta di fare una festa a Palazzo Moroni, teatro di tante manifestazioni e sit-in. Grazie molte a Chiara Gagliani da Padova. Di tutt'altro tenore la reazione del sindaco di Noventa Padovana. Vediamo il titolo del Corriere del Veneto. Mamme Arcobaleno, il sindaco dice verdetto contro natura, piuttosto che applicarlo mi farò commissariare. E ieri sera a Focus ovviamente ne abbiamo parlato a lungo, tra gli ospiti c'era anche il vice sindaco di Treviso, Alessandro Manera. Vediamo se riesco, eccolo qui, vediamo se riesco a... Sentiamo. Lei insomma è stato anche uno dei grandi, diciamo, ha raccontato molto questa storia. Cioè, i grandi fatti etici sono finiti ai referendum. Aborto, divorzio. Cioè sono i 2 grandi fatti etici, sì. Perché la politica anche lì con la Democrazia Cristiana ha il 40% e votavano il 95%, venne sconfitta dalla società civile che era oltre quello che la politica diceva. Quindi più che fare referendum su 4 cose che sarebbe giusto legiferare direttamente in Parlamento, magari su questi fatti sarebbe interessante sapere cosa dicono le persone. Però veramente è un problema, guardate, per le amministrazioni, perché cosa fai? E se questo bambino perde una delle 2 mamme, come ti raffronti? I servizi sociali come si devono comportare? Peraltro, ne discutevamo nel fuori onda, è diverso 2 donne da 2 uomini, ovviamente, perché c'è un'altra fase, e me l'hanno raccontato esponenti di anche LGBT, che queste cose conoscono bene. Se una delle 2 donne ha l'ovulo dell'altra, perché può farlo, quando il bambino nasce ha avuto una mamma che lo ha partorito, ma ha i cromosomi dell'altra. Sì, e l'altra è biologica. Biologica, e se fa un esame del DNA è l'altra la mamma, pur avendolo partorito. E quindi ti trovi in uno stallo che veramente cosa non succede per i papà, ovviamente. Quindi qua ci vuole una linea, però io sono sempre molto attento a dire giusto o non giusto, perché, ripeto, non vengono dati bambini, non sto dicendo che non debba essere fatto, a un single, e siccome forse è anche sbagliato, ma se resti orfano non è che ti tolgono la mamma o il papà perché sei stato orfano di uno dei 2. Allora questo era Alessandro Manera ieri sera a Focus. Adesso andiamo in diretta a Venezia perché c'è stato uno sciopero dei treni con ritardi, cancellazioni. In diretta Filippo Fois con Sandro Ponchio. A te Filippo.
Buongiorno direttore, buongiorno ai telespettatori di Rete Veneta. Gli effetti dello sciopero di 24 ore che è stato indetto da SGB e USB lo vedete alle mie spalle. Il piazzale della stazione ferroviaria di Santa Lucia di Venezia è clamorosamente vuoto, generalmente è affollatissimo. Oggi tra l'altro è anche un giorno di contributo d'accesso, come sapete quest'anno il contributo d'accesso scatta di venerdì, sabato e domenica. Io sono assieme a Danilo Scatolini, che è il rappresentante legale di SGB Veneto, una delle due sigle sindacali che hanno indetto questo sciopero. I primi dati che avete di adesione come sono? Beh, i primi dati che abbiamo noi, l'adesione in alcune città supera il 70% di adesione. Generalmente si sciopera per chiedere il rinnovo del contratto nazionale. Questa volta il contratto nazionale è stato rinnovato, è stato sottoscritto da CGIL, CISL e UIL. Voi invece siete due sindacati di base e scioperate perché non siete per niente soddisfatti. Non siamo assolutamente soddisfatti perché il contratto nazionale non è riuscito a dare nessuna risposta, né sotto l'aspetto economico e né sotto l'aspetto dell'organizzazione del lavoro, che in alcuni casi è addirittura peggiorata. Poi non ha dato risposte assolute sulla sicurezza, le aggressioni, le morti sul lavoro che continuano a imperterrire e non c'è rimedio a questa cosa qua. Se non si interviene uno non può rischiare ogni volta che va sul posto di lavoro di rischiare di essere aggredito. Già i salari sono quelli che sono. Diamo uno sguardo molto rapido, chiaramente per questioni di tempo non possiamo soffermarci, sono argomenti molto interessanti. Dal punto di vista economico come siamo messi? Assolutamente, i salari italiani, in questo caso quello dei trasporti, è assolutamente inadeguato, non riesce a dare risposte, quelle risposte economiche. I salari italiani in genere, tutti, sono diminuiti del 30% e questo è il risultato sotto gli occhi di tutti. Molte famiglie non arrivano alla metà del mese. Questo è in un settore come questo che insomma è abbastanza ricco, noi vediamo i numeri di turismo che arrivano qui. Dal punto di vista invece dell'organizzazione del lavoro, degli orari? Gli orari vengono ancora ulteriormente peggiorati, l'organizzazione del lavoro non migliora assolutamente e quindi peggiorando le condizioni di lavoro poi si rischia che qualcuno scelga altri lidi, vada a fare altro lavoro. E dal punto di vista della sicurezza noi avevamo parlato anche dell'ipotesi, anzi è stato fatto anche era stato presentato tempo fa in regione il fatto che i militari che fanno i pendolari potessero viaggiare gratuitamente se indossano la divisa proprio per avere uno scopo di deterrenza alle aggressioni. È cambiato qualcosa? No, ancora no, purtroppo non c'è stato quel passo che potrebbe migliorare le condizioni. La presenza dei militari a bordo forse potrebbe essere un deterrente che induce a fare a qualche riflessione qualcuno malintenzionato, insomma. Allora direttore, noi prima abbiamo dato uno sguardo al tabellone delle partenze, anzi scusate, degli arrivi qua alla stazione Santa Lucia di Venezia. Abbiamo visto sono sostanzialmente cancellati tutti i treni in arrivo: Trieste Centrale, Bassano del Grappa, Rovigo, Milano Centrale, Belluno, un altro a Bologna Centrale, Vicenza, Salerno, Verona Porta Nuova e Portogruaro. In arrivo normalmente c'è un treno da Ginevra e un altro da Conegliano, quindi l'adesione è stata altissima e questo segna, in chiusura di collegamento dobbiamo dirlo, anche una bella spaccatura tra i sindacati diciamo confederali e i sindacati di base, perché da un lato CGIL e CISL avevano detto di sì a questo contratto, dall'altra però la risposta dei lavoratori oggi sta toccando percentuali che vanno vicini al 70%. Questo è il dato che ci conforta, vuol dire che i lavoratori hanno capito che il problema deve essere affrontato in maniera diversa. Bene, con questo dato di cronaca sindacale a questo punto poi vedremo come se si ridisegneranno gli equilibri perlomeno in questo settore. Io direi che da Venezia è tutto e vi restituiamo la linea. Grazie Filippo Fois, Sandro Ponchio, e non ci sono ritardi e scioperi nel ciclismo e il Giro d'Italia arriverà puntuale oggi per la tappa Berica. Andiamo in diretta da Daniele Garbin e da Simone Squarcina. A te Daniele. Dobbiamo trovare Campagnolo. Non sento. Siete in diretta, andate pure. Sì direttore, siamo a Campomarzo, questo è, sì grazie direttore, siamo alla Villaggia di Tappa a Campomarzo, è proprio finalmente Vicenza, ci siamo, è arrivato il giorno, dopo 10 anni, proprio è il momento in cui tornerà il Giro d'Italia proprio qui. Per il momento questo è un po' il punto di riferimento per turisti vicentini, insomma, che in qualche momento insomma, vogliono assaggiare già qualcosa. Com'è il signor Nadir Di Tiene, un esperto, diciamo,
diciamo, una persona appassionata di ciclismo che si è preparato per l'evento, che gentilmente si ferma con noi per dirci innanzitutto cosa si aspetta da questa giornata. Oggi è una giornata storica per il Vicentino. Al via ci sono stati 6 ragazzi vicentini, Pasqualon è già così. Sì. È già uscito per causa della caduta. Comunque ci sono 5 ragazzi che promettono bene. C'è Pippo Zana ed Epretto di Piovene, 2 speranze straordinarie, giovani, piene di voglia di affermarsi. Poi c'è Busato di Bassano del Grappa e altri 2 ragazzi. Comunque sarà una giornata trionfale perché prevedono 200.000 persone su questi colli iberici meravigliosi. Da Campomarzo vedo già tanta gente arrivare sul traguardo, Monteberico ci aspetta. Io sono un riderman che ha girato l'Europa in bici. Ecco, intanto ricordiamo proprio, sta facendo proprio un po' la cronistoria, questa è la 13ª tappa, 180 km, alle 11.55 è partita da Rovigo e in questo momento sono in viaggio, attraverserà parte del territorio sia padovano, coi colli Euganei, poi Vicentino, una tratta poi verso Verona, c'è un passaggio, ricordiamo, anche all'Onigo con una tappa che ricorderà Davide Rebellin, che è importante per noi, e nel frattempo chi vuole assaggiare può vedere quello che c'è. Insomma, Vicenza si è preparata nel tempo, ha organizzato una serie di iniziative, vediamo eventi, vediamo associazioni, in fondo a Campomarzo poco prima della salita, perché poi ricordiamolo ci saranno 2 passaggi, 2 ascese a Monteberico, perché il finale sarà proprio sulla salita mitica di Monteberico. Ecco, c'è un grande maxi schermo perché chi non potrà o non vorrà raggiungere la tappa potrà fermarsi qui e festeggiare insieme. È una grande festa di Vicenza. Ecco, dicevamo, lei vediamo che è preparato, alle spalle ha uno zaino, che cosa ha lì? Nello zaino c'è il minimo indispensabile: panini, acqua e tanta gioia di vivere, entusiasmo e carica. Oggi saremo in 200.000, prevedo tantissima gente nonostante non abbiamo un campionissimo da 3 settimane in Italia, cioè morto il pirata, è morto parecchio nel ciclismo italiano, però vedo dei giovani incontenibili che cercano di dare lustro alla nostra millenaria storia ciclistica. Ecco. Tanto incrociamo le dita. Allora, in primo momento noi abbiamo sentito anche il sindaco che a nome un po' di Vicentini ha voluto si dice entusiasmo in questa iniziativa. Per il momento da Campomarzo, dal villaggio di tappa del Giro d'Italia è tutto, Venezia è pronta, e lascio la linea allo studio con l'intervista al sindaco Possamai. Oggi arriva il Giro d'Italia, lo aspettavamo ormai da tanto tempo, la città si è vestita di rosa, le vetrine dei negozi lungo le strade. È una grande occasione per la città perché stanno arrivando tantissime persone per assistere all'arrivo ma anche allo svolgimento della tappa. È una tappa non soltanto della città ma della provincia di Vicenza, perché appunto si chiama Tappa dei Berici. I corridori, i ciclisti attraverseranno molti comuni della provincia prima di arrivare a Vicenza ed è uno di quegli eventi che veramente rendono grande e anche orgogliosa la città. Oggi in regia Francesca Pezzo e Edoardo Paris. Andiamo avanti con la cronaca giudiziaria, perché i legali di Filippo Turetta hanno depositato una richiesta di sconto della pena e il riconoscimento delle attenuanti generiche. Questo dopo che i legali invece della famiglia Cecchettin avevano chiesto ieri il riconoscimento delle aggravanti della crudeltà. All'indomani dell'appello presentato dalla Procura di Venezia per il riconoscimento delle aggravati di stalking e crudeltà nei confronti di Filippo Turetta, condannato in primo grado all'ergastolo per aver ucciso Giulia Cecchettin, la difesa ha depositato invece in tribunale a Venezia la richiesta di uno sconto di pena per il 23enne di Torreglia detenuto nel carcere di Verona. Un atto atteso, quello dell'avvocato Giovanni Caruso, di cui già in passato aveva fatto menzione e che punta a smontare la tesi della premeditazione sostenuta in aula dal pubblico ministero Petroni. Aggravante quest'ultima che aveva innalzato la pena decisa dalla Corte d'Assise fino ad arrivare alla sentenza d'ergastolo. Al tempo stesso l'avvocato di Turetta chiede nel suo atto il riconoscimento delle attenuanti generiche, come già avvenuto in aula, ma non riconosciute. Alla luce si legge dell'efferatezza dell'azione, della risolutezza del gesto compiuto e dagli abietti motivi di arcaica sopraffazione che tale gesto hanno generato. Motivi vili e spregevoli dettati da intolleranza per
per la libertà di autodeterminazione della giovane donna, di cui l'imputato non accettava l'autonomia delle anche più banali scelte di vita. Non resta dunque che attendere per l'appello. Spetterà al giudice di secondo grado confermare o meno quanto deciso in primo grado sulla premeditazione dell'omicidio di Giulia e sulla crudeltà. È il caso del sondaggio shock a Bassano del Grappa, una classifica in una chat studentesca di chi fosse più meritevole di morire tra le donne assassinate per femminicidio. Anche alcuni docenti hanno preso carta e penna per esprimere la loro posizione. Sono i docenti del liceo Jacopo da Ponte di Bassano a rivolgersi con una lettera aperta alla comunità scolastica, alla città di Bassano e all'intera società civile. Il macabro sondaggio apparso in una chat privata di studenti ha suscitato inizialmente incredulità, seguita da sdegno e condanna del gesto, e la lettera di scuse del ragazzo autore del sondaggio viene definita un primo passo verso la consapevolezza e la responsabilità. Quanto accaduto fa riflettere, scrivono i professori, a partire dal linguaggio utilizzato: chi meritava di più la morte, linguaggio rappresentativo di un miope maschilismo purtroppo ancora diffuso, che svilisce anche la dignità di chi lo usa. La terribile realtà dei femminicidi viene così percepita in modo distorto e superficiale, svuotata del suo dramma umano. Significa, prosegue la lettera, trattare la sofferenza come se fosse finzione, come se la morte fosse un contenuto da spettacolarizzare in un gioco privo di conseguenze reali. Un simile comportamento rivela una profonda mancanza di consapevolezza, riflessione, empatia e umanità. I docenti del Da Ponte sottolineano che sulla violenza di genere, citata anche in uno striscione apparso nei giorni scorsi, ci sono sensibilità e attenzione da parte di allievi e allieve, anche grazie alle azioni di sensibilizzazione e discussione messe in atto dalla scuola. Evidentemente ciò non basta, si legge, occorre fare di più e dedicare ancora molto tempo ed energie all'educazione affettiva e a stimolare la crescita emotiva per smantellare i pregiudizi che alimentano la discriminazione e la violenza anche verbale. E il riferimento è alle parole di odio e agli attacchi apparsi sui social nel commentare la vicenda. Per questo ai giovani viene chiesto di usare la propria intelligenza anche quando utilizzano i mezzi di comunicazione digitale. Gli insegnanti si pongono a fianco dei genitori nel mostrare con l'esempio che di fronte a ciò che è sbagliato non si deve tacere. La scuola è luogo di cultura, certo, indiscutibilmente di crescita, ma non si cresce con il silenzio. L'auspicio finale è che il 25 novembre, giornata internazionale contro la violenza sulle donne, diventi una delle date più importanti del calendario civile di istituto. Servizio di Mirko Cavallini, vediamo la prima pagina del Gazzettino. Diego Critelli muore a 53 anni, lo chef padovano è stato il responsabile del catering per le campagne presidenziali Clinton e Biden. E poi un uomo trovato morto in via Turati a Portoviro, non si esclude l'omicidio. La tragedia del catamarano, l'autopsia sul corpo di Anna Chiti e i funerali martedì a Malcontenta. L'autopsia ha confermato le ipotesi formulate subito dopo il tragico incidente di sabato pomeriggio avvenuto alla Marina di Sant'Elena. Anna Chiti, la 17enne studentessa di Malcontenta, scivolata sabato dal catamarano su cui era a bordo, è morta per annegamento. Del resto le immagini girate dalle telecamere a circuito chiuso della Marina di Sant'Elena, che solo gli inquirenti hanno potuto al momento visionare e sono sotto sequestro dalla procura, già avevano dato un quadro abbastanza evidente della drammatica dinamica dell'incidente. Il medico legale dottoressa Cristina Mazzarollo, consulente della procura, ha concluso gli accertamenti in poche ore nel primo pomeriggio, cui hanno preso parte anche i vari consulenti di parte. Indagato per omicidio colposo lo skipper Andrea Gavanin, responsabile della società. I funerali della ragazza, studentessa del Nautico di Venezia e amante profondamente del mare, saranno celebrati martedì a Malcontenta, suo paese natale. A breve verranno definiti anche orario e luogo. Pare confermato anche che Anna, in un primo momento, fosse anche riuscita in qualche modo a risalire, almeno parzialmente, ma poi la cima sarebbe rimasta incastrata nell'elica
che l'ha nuovamente risucchiata a fondo. Le indagini dovranno ora stabilire tra i vari elementi anche come mai l'elica fosse in movimento, nonostante una persona finita in acqua. I genitori di Anna Chiti sono assistiti dagli avvocati Matteo Andriollo e Nicola Baron. Parla l'avvocato della madre di Anna Chiti. C'è stata disposta l'autopsia su Anna, purtroppo si è avuta conferma di quello che già si intuiva, che si sapeva. Anna è morta per annegamento. È una tragedia per tutta la famiglia. Io assisto la mamma di Anna che non si dà pace. Quel che si vuole raggiungere è l'accertamento dei fatti per come si sono svolti. E quel che si vuole ottenere è giustizia e che chi ha sbagliato si assuma le sue responsabilità. Non si può morire così a 17 anni. Un gruppo di turisti, servizio di Lorenzo Maier, un gruppo di turisti che si erano spostati improvvisamente per farsi un selfie hanno causato nel pomeriggio di ieri il ribaltamento di una gondola sul Canal Grande a Venezia. Sono finiti in acqua assieme al gondoliere. La gondola aveva appena caricato i passeggeri e stava retrocedendo per entrare in Canal Grande e fare uno dei classici tour. Per scattarsi il selfie i turisti si sono ammassati su uno dei lati della piccola imbarcazione facendo perdere l'equilibrio al gondoliere che stava manovrando. Per primo è finito in acqua proprio lui, seguito dagli incauti turisti. La gondola è affondata da un lato ed è stata trascinata dalla corrente sotto il ponte di Rialto, venendo poi fermata e recuperata poco lontano davanti al Fontego dei Tedeschi. Nessuna conseguenza per le persone fortunatamente ripescate da taxi acque e motoscafi in transito, e non è la prima volta che i turisti finiscono nelle acque del Canal Grande. L'omicidio di Castelfranco, dopo la rissa, spuntano 2 testimoni e una telefonata che smonterebbe ulteriormente la tesi dell'agguato. Quella telefonata notte fonda fatta da Tabe Nani all'amico connazionale: siamo in discoteca Playa Beach Club, puoi venire a prendere me e Badr per tornare a Montebelluna? Avevano chiesto un passaggio per poter tornare a casa i 2 giovani arrestati per l'omicidio di Lorenzo Cristea. Quella chiamata, dice l'avvocato Fabio Targa, legale di Bennani, Rouage invece è difeso dall'avvocato Fabio Crea, confermerebbe che Ta e Badr non avevano la minima intenzione di preparare un agguato. Il locale, i 2 nordafricani, lo avevano raggiunto con amici di Badr, ma se ne erano andati via prima, così erano rimasti a piedi, si erano incamminati in attesa del loro amico che li stava raggiungendo assieme alla fidanzata. L'auto della coppia, arrivata in prossimità del locale, si è trovata in coda alle 3 macchine dei ragazzi coinvolti nella rissa. Hanno visto qualcosa, la lite, ma non sono riusciti a distinguere i 2 amici e forse, anche per paura, si sono allontanati. Si tratta di un tassello che si aggiunge al vocale di un collaboratore della Playa, nel quale si farebbe riferimento ad una chiamata ricevuta dal cellulare di Lorenzo Cristea, la vittima, nel corso della quale annunciava che sarebbe successo un casino. Fra le ipotesi, invece, è che qualcuno del gruppo di italiani avrebbe visto Badr e Ta incamminarsi lungo la strada e avrebbe chiamato il resto del gruppo. Una tesi che sarà chiarita attraverso il controllo che verrà effettuato su tutti i telefonini sequestrati ai ragazzi, sia gli arrestati che 7 indagati, compreso quello della vittima. Il prossimo 28 maggio verrà affidato l'incarico a Nicola Chemello, il consulente della procura, che dovrà esaminare i dispositivi. Oltre alla messaggistica, l'attenzione degli inquirenti è puntata su eventuali chiamate avvenute tra i telefoni del gruppo di italiani. Il 30 maggio prossimo ci sarà il ricorso al riesame contro l'ordinanza che aveva fatto finire in carcere i 2 ragazzi nordafricani. Il servizio di Daniela Sizia e la perizia psichiatrica sul giovane accusato di omicidio preterintenzionale in concorso di Cimpel Tominanga ha escluso a Udine l'incapacità di intendere e di volere. Può sostenere quindi il giudizio il 29 maggio il via al rito abbreviato.
Abdallah Joma era capace di intendere e di volere al momento dei fatti contestati ed è in grado di stare in giudizio. A questa conclusione è giunto il dottor Marco Stefanutti, che ha sottoposto a perizia psichiatrica il giovane, su incarico del giudice per l'udienza preliminare Roberta Paviotti. Allora è emerso che al di là di quelli che sono i disturbi di cui Jowam soffre fin dall'età infantile e che hanno creato dei fortissimi disagi anche di adattamento, non vi è in termini di parzialità né in termini ovviamente totali una incapacità di intendere e di volere, quindi è stata certificata la sua capacità non solo a partecipare scientemente al procedimento, ma anche una capacità di intendere e di volere rispetto al fatto che gli viene contestato. Joma è accusato dell'omicidio preterintenzionale di Shinpei Tominaga in concorso con Daniele Uedam e Samuele Battistella, quest'ultimo autore materiale del pugno al volto dell'imprenditore giapponese che provocò la caduta e la morte per grave trauma cranico. Oggi si è tenuta l'udienza che ha ammesso Joma al rito abbreviato, scelto anche dagli altri imputati, che era condizionato all'esito della perizia. Il 29 giugno ci sarà la discussione sempre davanti al GUP Roberta Paviotti. Noi a suo tempo avevamo fatto una richiesta molto alta perché si tratta di un imprenditore che aveva redditi importanti per i quali abbiamo cercato di quantificare un danno che si avvicinava al milione, ma questo, ripeto, è un procedimento che si vedrà poi la quantificazione. Oggi siamo qui per stabilire le responsabilità degli imputati e basta, altro non. La parte civile, diciamo così, è in supporto al pubblico ministero, alla pubblica accusa, che ha correttamente, a mio parere, esercitato l'azione penale, la configurazione e qualificazione giuridica del fatto in tema concorsuale. Presente in aula anche l'avvocato Alberto Tedeschi, che tutela le parti offese, moglie, figlio e fratello di Tominaga, e l'amico Giuseppe Venturini, che intervenne nei momenti concitati dei fatti del buonissimo kebab e fu a sua volta fatto oggetto di aggressione. Torniamo a parlare di maltempo, perché ci sono stati danni anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare a Dignano, in provincia di Udine. Andiamo in diretta da Alessandro Surza. A te, Alessandro. Buongiorno direttore, buongiorno ai nostri telespettatori. Ha detto bene, ci sono stati danni causati dal maltempo anche in Friuli Venezia Giulia, in particolare 2 sono state le località più colpite, sono Dignano e Buia. Io con il tecnico Giancarlo Celant ci troviamo a Dignano, le immagini vi arrivano proprio da Dignano, dove alle mie spalle vi sta inquadrando Giancarlo la scuola primaria Jacopo Pirona, che è stata la scuola che purtroppo è stata colpita dalla tromba d'aria che ha di fatto scoperchiato parzialmente il tetto dell'edificio. È arrivato anche un'ordinanza da parte del sindaco Giambattista Turridano, che ne ha ordinato la chiusura fino a nuova comunicazione. Una nuova comunicazione che ci giungono voci, potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana, perché sono arrivati subito dopo una chiamata all'assessore Riccardi, volontari della Protezione Civile, che hanno iniziato a mettere ovviamente, come vedete, le recinzioni con il classico nastro bianco e rosso per delimitare e recintare questo spazio, perché ovviamente andava delimitato e chiuso per questioni di sicurezza. Tutte le lezioni di fatto, per la gioia, possiamo dire così, l'unico lato positivo dei ragazzi, sono state interrotte proprio per questioni di sicurezza, perché non era una scuola che in quel preciso momento, dopo quello che è accaduto ieri, garantiva sicurezza. Quindi oggi i ragazzi stanno a casa, vedete anche nel parcheggio i tronchi, gli alberi, le immagini dei tronchi dei rami che sono stati ovviamente accumulati per quantomeno iniziare a liberare la zona, ma altri danni importanti sempre a Dignano sono accaduti qualche centinaio di metri più in là, dove c'è un'area festeggiamenti, una sorta di parco, area festeggiamenti, dove l'intero capannone è stato divelto, è stato distrutto, e sappiamo che adesso c'è grande mobilità, grande voglia da parte di tutti di rimettersi subito al lavoro, perché a luglio proprio in questo capannone ci sarebbe stata la festa della birra. Questo per quanto riguarda la situazione a Dignano, dove segnaliamo comunque nessun ferito fortunatamente. Adesso vi raccontiamo invece quello che è accaduto a Buia, dove una tromba d'aria ha colpito e distrutto degli alberi e delle tegole di un tetto di un'azienda agricola. Sentiamo e poi Lina che può tornare a lei.
è saltato il servizio, magari poi lo recuperiamo dopo. Grazie ad Alessandro Surza della nostra redazione di Udine. Intanto vediamo un malore mortale sul tetto a Gazzo dopo l'infortunio costato la vita a un 52enne. Continuano le indagini dei carabinieri e dello Spisal. Sentiamo. È stato trasferito all'ospedale di Cittadella il corpo di Marco Ceccarello, il 52enne residente a Curtarolo, colpito da un malore risultato fatale mentre stava lavorando sul tetto di un'abitazione a Gazzo mercoledì scorso. Continuano in queste ore anche le indagini condotte dai carabinieri di Cittadella e dai tecnici dello Spisal per capire se l'uomo, salito sulla copertura per un sopralluogo a una canna fumaria, stesse utilizzando nel modo corretto tutti i dispositivi di sicurezza o se ci sia stata qualche negligenza. Resta aperta l'ipotesi che purtroppo si sia trattato di un malore fatale che lo ha colto all'improvviso e contro il quale i soccorsi immediati non hanno potuto fare nulla. Motivi di pubblica sicurezza e violazione di prescrizioni da parte dell'ULSS. Il questore ha sospeso a Padova per 45 giorni la licenza di un locale in via Annibale da Bassano in piena zona rossa. Continue chiamate dei residenti al 113, presenza all'interno del locale di persone con precedenti penali. Dopo una prima sospensione di 30 giorni ad aprile, nuovo provvedimento per un locale di via Annibale da Bassano che dovrà tenere le serrande abbassate per 45 giorni sulla base della sospensione della licenza firmata dal questore di Padova Marco Odorisio. Nel pubblico esercizio, durante il controllo di qualche giorno fa, 7 dei 12 avventori presenti avevano precedenti per reati contro il patrimonio, la persona e in materia di stupefacenti. La polizia ha anche denunciato i titolari del locale che non avevano rispettato il divieto disposto dai tecnici dell'ULSS di somministrare alimenti e bevande ai clienti. Dopo le recenti proteste, il sindaco di San Donà di Piave ha deciso di chiudere la moschea e ora procederà al ripristino dello stato originario dell'immobile. Il comune di San Donà di Piave ha dichiarato l'inefficacia di agibilità presentata per l'immobile situato in via Monte Popera, destinato ufficialmente ad attività culturale ma utilizzato nei fatti come luogo di culto islamico. Una notizia che l'eurodeputata leghista Cisint coglie favorevolmente anche per il fatto che lei stessa avesse effettuato un sopralluogo nelle zone dell'immobile insieme alla cittadinanza contraria a sua volta. Questa questione delle moschee è davvero molto importante, lo è per l'aspetto urbanistico e lo racconteremo, lo è anche per il significato e le attività che si svolgono all'interno di questi locali. A San Donà abbiamo fatto bene a muoverci, a tutela dei cittadini, a tutela della legalità. È di fatto un centro di preghiera e non può esserlo. Quindi bene che il sindaco, con le verifiche fatte dalla polizia locale nel rispetto di quello che la Lega e i cittadini stessi con la mia presenza avevano evidenziato, abbia deciso di chiuderlo. Secondo quanto accertato dalla polizia locale, sul posto si ospitavano funzioni religiose con elementi strutturali tipici di una moschea, come la suddivisione degli spazi tra uomini e donne, nicchie per la preghiera, lavabie e abluzioni rituali e tappeti. La documentazione fotografica ne ha confermato la trasformazione dell'immobile in luogo di culto. Continua il confronto tra alleati nel centrodestra in vista delle regionali. A Roma Massimiliano Fedriga ha incontrato Giorgia Meloni. A Venezia il presidente Zaia torna sul terzo mandato dicendo che ci sono i tempi tecnici per una modifica. Lunedì il tavolo politico per le regionali. Ma i tempi tecnici ci sono sempre, perché comunque è un articolo di modifica di legge che lo si fa in tempo reale, ma ripeto, non sto seguendo la vicenda, dovete parlarne con chi la sta seguendo. Grazie. È una risposta solo all'apparenza precipitosa, quella che Luca Zaia dà ai cronisti, a margine di un taglio del nastro all'ospedale dell'Angelo. Insomma, fa intendere Zaia, se ci fosse la volontà politica, lo stop al terzo mandato potrebbe essere rivisto sia per le realtà autonome, dopo l'impugnativa da parte del governo della legge trentina, sia per quelle ordinarie su cui si è già espressa
rimessa alla Corte Costituzionale, e questo in tempo utile, prima cioè dell'indizione dei comizi elettorali per l'autunno. Speranza, constatazione o guanto della sfida non è dato sapere. Di certo tra i leghisti non è passata inosservata l'intervista rilasciata alla stampa dal ministro meloniano Francesco Lollobrigida, che proprio sul terzo mandato ha aperto al confronto. Io del terzo mandato non ne parlo più, non ne ho la più pallida idea di cosa accadrà. Penso che sia fondamentale lavorare pancia a terra e comunque fare in modo che non si sprechi neanche un secondo di questa amministrazione per parlare di politica, è cosa che ho sempre fatto. Se fossi stato ammagliato dalla politica mi sarei candidato europeo e non sarei qui oggi. Nel frattempo a Roma il collega Massimiliano Federiga, che premette di non aver parlato di terzo mandato, ha incontrato Giorgia Meloni. Sullo sfondo la crisi di maggioranza in Friuli Venezia Giulia, si va verso la ricucitura. Adesso convocherò, penso nelle prossime ore, una rimaggioranza per addivenire una soluzione che possa andare in questa direzione. Per il resto Federiga, da presidente della Consulta delle Regioni, dice di aver portato a casa un accordo sul decreto liste d'attesa. I commissari governativi dovranno avere poteri sostitutivi chiari e normati, ma è fin troppo evidente che ogni mossa ormai sia da leggersi in chiave elettorale. Già lunedì infatti dovrebbe riunirsi il primo tavolo del centrodestra per affrontare il nodo regionali. Per il Veneto si prevede un primo muro contro muro. Nessuno sembra disposto a rinunciare a un proprio candidato presidente, né Lega né Fratelli d'Italia né Forza Italia, che ha già fatto il nome di Flavio Tosi. Tra i meloniani l'asso della Premier sarebbe il senatore veneziano Raffaele Speranzon, ma il diretto interessato si trincera dietro un granitico no comment. Per tutti è ancora il momento di annusare gli avversari in un mix di cautela e una paura maledetta di bruciarsi. Servizio di Christian Arboite, si sta profilando così una sfida tra Alberto Stefani della Lega e Raffaele Speranzon di Fratelli d'Italia per la candidatura a presidenti della Regione del Veneto. Ieri sera ne abbiamo parlato ovviamente a Focus, sentiamo cosa ha detto il consigliere regionale Luciano Sandonà. Protagonista per 3 giorni è uscito un documento molto chiaro che chiede da parte delle regioni italiane chiede il terzo mandato per tutti i governatori, quindi anche questo è un documento, al di là del discorso politico poi dei vari equilibri, insomma è un documento importante che è stato posto come richiesta dei governatori, quindi sostanzialmente si è riaperto, come diceva lei direttore, anche la partita su questo fronte, che peraltro risolverebbe anche molti problemi e molti nodi in discussione anche attuali, ecco, perché questi nodi ci sono, insomma. Quindi questo comunque è una partita complicata. Noi abbiamo comunque degli ottimi candidati, a cominciare dal nostro segretario Stefani, ma anche il sindaco di Treviso Mario Conte, la vicepresidente De Berti, sono i nomi che ho letto anche fra l'altro anch'io sui giornali e credo che sono degli ottimi amministratori. La Lega ha una classe di amministratori sul territorio che è molto valida, che si è formata in tutti questi anni e che sarebbe in grado di guidare ancora la regione per i prossimi 5 anni. Ecco, questo era il consigliere regionale Luciano Sandonà ieri sera a Focus. Andiamo in pubblicità con Francesca Pezzo e Edoardo Paris in regia. State con noi, torniamo subito. Finalmente una buona notizia per il Tribunale della Pedemontana. Sono tanti anni che i bassanesi, e non solo i bassanesi, aspettano l'apertura di questo tribunale che è lì chiuso da molti anni. È arrivato il sì del ministro Carlo Nordio. Il progetto del Tribunale della Pedemontana sarà approvato dal Consiglio dei Ministri, poi passerà alle Camere per poter diventare legge. Un deciso passo in avanti dopo mesi nei quali, nonostante le rassicurazioni, del fascicolo non si era saputo più nulla. Infine, nel momento più delicato, è arrivata la conferma del Ministro della Giustizia, Carlo Nordio, che ha incontrato la delegazione della Pedemontana con il suo vice Francesco Paolo Sisto e i sottosegretari Andrea Del Mastro delle Vedove e Andrea Ostellari. Uno schieramento che ribadisce la compattezza del governo di fronte al progetto.
E questo dettaglio è stato notato e apprezzato dalla delegazione. Avevamo praticamente il ministero, cioè ministro, viceministro e entrambi i sottosegretari, quindi rappresentate tutte e tre le forze politiche principali del governo, e dalle parole del ministro è stato chiaro che l'accordo del governo c'è, quindi si vuole fare, per cui meglio di così. Non si tratta però solo di una risposta politica. Quella del governo ha tutto l'aspetto di un'investitura per un territorio che si è dimostrato in grado di proporre un progetto strutturato e motivato dalle esigenze del tessuto sociale e produttivo. Finalmente abbiamo un governo che ci ha dato una risposta chiara, cioè il governo è intenzionato ad aprire il nuovo Tribunale della Pedemontana, hanno capito la bontà del progetto che abbiamo portato avanti nel corso degli anni e soprattutto hanno riconosciuto che questa è una delle zone più ricche del paese, più produttive del paese, e se vogliamo attirare capitali di investimenti abbiamo bisogno di una giustizia di qualità. La risposta del governo alle istanze del territorio è piuttosto chiara e diventa allo stesso tempo una risposta anche al fronte del no, che solo qualche settimana fa aveva sventolato sotto il naso del Guardasigilli una raccolta di firme di sindaci vicentini contrari al Tribunale della Pedemontana. La cosa che aveva più infastidito era vedere dei colleghi firmare contro un servizio per il territorio. Non si è mai visto qualcuno muoversi contro dei servizi per il territorio, quindi è stata riconosciuta la bontà del progetto, la forza di un territorio, che cosa oggi rappresenta comunque tutta l'area della Pedemontana, che insomma è un'area che sta crescendo fortemente, e le polemiche che abbiamo visto negli ultimi mesi sono state polemiche strumentali portate avanti da una serie di avvocati che rappresentano la loro categoria, ma sicuramente non rappresentano l'interesse dell'area pedemontana, e fortunatamente il governo questo l'ha capito. Il segnale di apertura anche verso il fronte contrario è forte. Sediamoci attorno a un tavolo, dicono i promotori del progetto del nuovo tribunale. Spero che comincino a razionalizzare la cosa, che comincino a pensare magistrati, avvocati e sindaci che hanno incarichi istituzionali, che dovrebbero guardare agli interessi dei cittadini e non a interessi di bottega. Spero che le parole del Ministro siano state sufficientemente chiare, che ci si possa mettere anche a un tavolo e parlare, non è un problema, ma che la finiscano con questa pantomima sul no. Servizio di Ferdinando Garavello, presenti al tavolo ministeriale anche il sottosegretario alla giustizia Andrea Ostellari e il presidente della provincia di Vicenza Andrea Nardin. Il volto di Andrea Ostellari è di quelli che si sono visti spesso a Bassano e dintorni per raccogliere le richieste della società civile e del comparto produttivo interessato dal Tribunale della Pedemontana. Il sottosegretario ci ha messo la faccia fin dal principio e la sua presenza al tavolo con il ministro Nordio e la delegazione pedemontana ha confermato l'unità politica del governo su questo tema. Il Guardasigilli ha confermato la prossima trattazione del disegno di legge di riordino della geografia giudiziaria da parte del Consiglio dei Ministri. Successivamente il testo di legge dovrà essere discusso e approvato dai due rami del Parlamento. Il percorso è tracciato, avanti così per una giustizia più vicina ai cittadini. Nella delegazione che è scesa a Roma c'era anche il presidente della provincia Andrea Nardin, che ha portato avanti la causa del Tribunale della Pedemontana chiedendo attenzione anche per il Palazzo di Giustizia Berico. Ho ribadito la necessità dell'attenzione su un tema importante come quello della giustizia sul territorio vicentino, quindi sicuramente per quanto riguarda il nuovo Tribunale della Pedemontana, ma anche per quanto riguarda il Tribunale del Capoluogo, che necessita comunque di un'attenzione che è pari a quella che necessita l'intero territorio vicentino, che è un territorio sicuramente importante dal punto di vista economico e sociale. Alle prossime amministrative a Borso del Grappa, sfida tra due donne che mirano a diventare sindaca del paese. Vediamo. Borso del Grappa, poco meno di 6.000 abitanti, è l'unico comune trevigiano interessato dalla tornata elettorale del 25 e 26 maggio. In municipio da fine novembre c'è il commissario prefettizio Alessandro Sallusto, dopo le dimissioni della maggioranza dei consiglieri comunali che erano stati eletti a giugno 2022. Pochi giorni prima se ne erano andati dalla giunta di Flavio Dall'Agnol 3 assessori. Al centro della spaccatura ci sarebbe stata una mancata collegialità nelle decisioni amministrative, in particolare sulla nuova scuola primaria di Semona
Semonzo e sugli autovelox presenti lungo la provinciale 26. La corsa per guidare il comune sarà a 2 e tutta al femminile, con 2 candidate al ruolo di sindaco che già dal 2017 hanno maturato esperienza amministrativa. La lista numero 1 è quella di Fiorella Ravagnolo, già vice sindaca dal 2017 al 2021, dimissionaria pochi mesi prima della scadenza. Nel programma col simbolo Borso con Fiorella spiccano il potenziamento della polizia locale, dell'illuminazione pubblica, la maggiore trasparenza dell'attività amministrativa, la sistemazione di Piazza Marconi, la ristrutturazione della scuola di Semonzo e la valorizzazione di Villa Lunardi, la gestione degli impianti sportivi, l'asilo nido di Sant'Eulalia, il potenziamento dei servizi culturali e turistici. La lista 2, sostenuta da Lega Nord, Fratelli d'Italia e Civici per Borso, candida Lisa Celotto, negli ultimi 8 anni consigliera di minoranza. Nel programma intitolato Libertà e Partecipazione si punta a far diventare casa delle associazioni l'ex scuola di Semonzo, a sostenere lo sport e far rivivere i giochi della gioventù, a valorizzare il territorio montano e i prodotti locali, a trovare una nuova sede per la biblioteca comunale, a potenziare la videosorveglianza e l'ufficio urbanistica, ad avvicinare i giovani al mondo del lavoro e a completare lo studio del territorio. Si vota domenica 25 dalle 7 alle 23, lunedì 26 dalle 7 alle 15. Servizio di Mirko Cavallin, si vota domenica 25 anche in altri comuni del Veneto. Adesso andiamo a Villorba. Entro il 2030 una flotta di bus elettrici attraverserà Treviso e Villorba percorrendo corsie preferenziali. È il maxi progetto da 147 milioni di euro con cui i 2 comuni intendono rendere il trasporto pubblico preferibile all'uso dell'automobile. Si chiama BRT ed è un sistema di trasporto rapido di massa che si candida a rivoluzionare in appena 5 anni la mobilità pubblica di Treviso e Villorba. I 2 comuni hanno chiesto al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti un finanziamento di 147 milioni di euro per la realizzazione di 2 linee di autobus elettrici che viaggeranno con partenza ogni 5 minuti lungo 28 chilometri di rete. Più rapidamente delle auto, e questa è la vera svolta, perché transiteranno al 65% su corsie preferenziali. Uno sguardo al futuro importante che mette al centro la sostenibilità, la mobilità, il tema dei parcheggi e anche la viabilità. E quindi siamo davvero entusiasti di aver presentato questo progetto che di fatto diventa anche il brogliaccio per tutte le iniziative che poi da qui all'assegnazione del bando andremo ad attuare, come per esempio il nuovo piano parcheggi. Lo scopo dichiarato è di rendere i mezzi pubblici più rapidi e convenienti dell'auto privata, riducendo sensibilmente il traffico. Si stima ad arrivare ad una diminuzione di ingressi del 25% nel centro storico di Treviso. Una linea collegherà l'aeroporto e la stazione ferroviaria, l'altra la cittadella sanitaria e Villorba. Una hub è sita a 50 metri da un polo scolastico con 3.600 studenti per poi arrivare al parcheggio vicino al municipio dove è il capolinea di 4 linee che vengono a Treviso. Il sistema dovrebbe essere pronto già nel 2030. Per le corsie preferenziali sarà necessario togliere 100 stalli che saranno comunque spostati e aumentati. I passeggeri trasportati saranno 1.400 l'ora per ciascuna direzione e ciascuna linea, portata che potrà salire a 2.800 se la frequenza di partenza si ridurrà a 3 minuti. Un sistema completamente innovativo, con il conto alla rovescia alle fermate, con l'esatta posizione del mezzo alle fermate, con grande efficienza, grande modernità e tutto all'insegna della sostenibilità con mezzi completamente elettrici, diminuendo il traffico e naturalmente migliorando la qualità della vita e l'ambiente della città di Treviso. E la rivoluzione nella mobilità che arriverà con il trasporto BRT ridisegna anche il piano della sosta a partire dal Parc Vittoria. Noi non attendiamo più i tempi del Parco della Vittoria, nel senso che è un progetto che continueremo a coltivare, ma non vogliamo in alcun modo che i trevigiani non abbiano una risposta in tempi rapidi alla sosta. Da qui, unitamente al BRT, anche una nuova progettualità nell'ambito della sosta e dei parcheggi. Concetto già espresso e nuovamente ribadito dall'assessore De Checchi, il progetto del Parc Vittoria non viene stracciato ma al momento accantonato, nonostante Casugana intenda incontrare presto Parcheggi Italia per discutere di tempistiche e progettualità.
Potrebbero anche intervenire degli accordi diversi, sempre nell'ambito di ciò che è stato fatto precedentemente, che mettano in primo piano la necessità di avere in tempi rapidi una risposta ai parcheggi. Naturalmente questo mantenendo le progettualità esistenti. La rivoluzione nell'approccio alla mobilità con il nuovo sistema BRT infatti richiede una riorganizzazione anche della sosta a partire proprio dal Parc Vittoria. Il Parco della Vittoria continuerà a essere importante nelle progettualità della città, con una funzione legata ad ospitare chi arriva in città di Treviso e che ha bisogno di arrivarci con la macchina. Accanto però all'importanza di quel progetto si affiancheranno altri progetti sulla sosta che devono tenere in considerazione del progetto di BRT. Assume dunque un ruolo centrale il parcheggio Cantarane, la cui area limitrofa sarà interessata dalle linee preferenziali del trasporto BRT con l'eliminazione di alcuni stalli. Diventa indispensabile realizzare il Cantarane perché non solo andrà a recuperare gli stalli che eliminiamo in quell'area, ma andrà a realizzarne un centinaio in più. E nella rivoluzione del trasporto BRT tornano in primo piano alcuni progetti legati alla sosta, come il Fast Park in via Foscolo, il parcheggio sopraelevato in via Lancieri di Novara e quello in via Dandolo all'ex Telecom. Le novità annunciate dall'assessore De Checchi hanno riaperto il dibattito con l'opposizione. Marco Zabai del PD scrive in una nota: in un solo pomeriggio la Giunta ha smontato anni di retorica sul Parc Vittoria. Dopo anni persi dietro un progetto fallimentare, dannoso, superato, costosissimo e inutile, ora si torna indietro. Quanto al nuovo sistema di trasporto e BRT non abbiamo pregiudizi, vogliamo però entrare nel merito, capire bene di cosa si tratta. Per questo chiederemo che l'ordine del giorno della Commissione sul trasporto pubblico, già richiesta da me, da Antonella Tocchetto e dagli altri membri di commissione delle opposizioni, venga integrato con questo punto. Servizio di Francesca Bozza, quindi niente Parc Vittoria perché, come dicevano oggi i giornali, l'iter sarebbe troppo lungo. Restiamo a Treviso per una polemica che riguarda Giancarlo Gentilini. Nessun privilegio, Gentilini riposa in uno dei posti del cimitero riservati alle personalità che si sono particolarmente distinte nella vita cittadina. L'assessore Sandro Zampese spegne quindi questa diatriba e spiega quali modalità siano state seguite per la sepoltura dell'ex sindaco. Per Giancarlo Gentilini non c'è stata alcuna deroga al regolamento cimiteriale. Ci tiene a smorzare le polemiche l'assessore Sandro Zampese e soprattutto a fare chiarezza a chi possa aver interpretato la decisione del comune come un atto di favoritismo. Perché le ceneri dell'ex sindaco scomparso meno di un mese fa riposano in un loculo a San Lazzaro, mentre ci sono decine di defunti provvisoriamente in tombe comuni in attesa di un posto. Non c'è stata alcuna deroga perché sono norme previste dal regolamento comunale cimiteriale e a Giancarlo Gentilini è stato riconosciuto il merito in qualità di sindaco e vice sindaco della città di essersi messo a servizio dei cittadini di Treviso. Il comune dunque ha semplicemente deciso di utilizzare uno dei pochissimi posti, sono 5 in tutto, riservati a personalità che si siano particolarmente distinte nella vita cittadina. Si tratta per così dire di una quota indisponibile dedicata a questa circostanza, in questo caso riconosciuta dalla Giunta Conte su proposta proprio dell'assessore Zampese. Altro problema invece è quello delle liste d'attesa. Le domande di cremazione sono aumentate dal 30% che erano, adesso sono arrivate al 75 all'80% e quindi abbiamo messo delle risorse e metteremo ancora più risorse sempre per questi ossari cimiteriali, per le urne cinerarie. Servizio di Filippo Fois ed è polemica anche in questo caso il giorno dopo l'annuncio dell'intitolazione di una via alla memoria del Cavalier Leonardo Del Vecchio, patron di Luxottica, che è scomparso quasi 3 anni fa. Lo stradario del comune di Agordo presto potrebbe avere una nuova via intitolata alla memoria del Cavalier Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica e figura simbolo dell'industria italiana. Via Valcozzena, la strada che conduce allo storico stabilimento, oggi cuore produttivo di Essilor Luxottica, sarà presto dedicata all'imprenditore scomparso quasi 3 anni fa, il 27 giugno 2022. Ma la notizia, appresa probabilmente da canali non ufficiali, ha mandato su tutte le furie il figlio di Del Vecchio, Claudio. Un insulto da parte del comune a mio padre
padre alla mia famiglia, ha scritto in un commento pubblico su una pagina social di Radio Più nel giorno in cui a Milano l'Università Bocconi ha dedicato un edificio del suo campus all'imprenditore, celebrandone il lascito umano e filantropico nel 90° anniversario della sua nascita. Scrive ancora Claudio Del Vecchio: l'unica maniera di riconoscere l'importanza che la sua figura ha avuto per Agordo e la Vallata era di dedicargli la piazza. La scelta, si apprende sempre dal commento pubblico, è stata fatta senza coinvolgere i familiari e mi dispiace, prosegue il figlio di Del Vecchio, che i dirigenti di Luxottica abbiano apprezzato la decisione del comune senza domandare alla famiglia la nostra opinione. La strada Valcozzena, la via dove 60 anni fa iniziava la storia di un'azienda che ha cambiato il volto dell'occhialeria mondiale, se vogliono la possono chiamare via Luxottica, la chiosa amara di Claudio Del Vecchio. Ancora un breve stacco pubblicitario e torniamo da voi. Procede l'operazione alta velocità a Vicenza con tanto anche di proteste per gli espropri. I lavori andranno avanti anche alla stazione ferroviaria. TAV, l'alta velocità, si avvicina alla stazione di Vicenza. Quest'estate partono le demolizioni dei condomini di Viale San Lazzaro e inizieranno i primi lavori più impattanti per l'attraversamento della città. Ci saranno i primi interventi anche dal punto di vista strutturale, viario, perché gli interventi della TAV non saranno soltanto ferroviari, ma ci saranno anche nuove strade, nuovi ponti e quindi ci saranno interventi che la città vedrà, su cui dovremo assolutamente vigilare come amministrazione comunale perché siano fatti nel migliore dei modi, con il minore impatto possibile per i residenti. Il riferimento non casuale del sindaco Giacomo Possamei è ai lavori notturni che hanno già causato un disagio pesante ai residenti del quartiere Ferrovieri. Il comune su questo garantisce massima vigilanza. Una parte dei lavori necessariamente dovrà essere svolto di notte perché sono lavori che devono essere fatti nel momento in cui i treni non circolano e quindi ci sono lavori che non possono essere fatti di giorno, però anche i lavori notturni devono rispettare i limiti orari. Su questo vigila in realtà la Regione con ARPAV e su questo la Regione sta effettuando proprio in questa fase un campo prova, per cui dei rilievi per capire quanto sono forti le emissioni di questi rumori e quindi poi fare anche delle prescrizioni nei confronti di RICAV perché magari bisogna mitigare con ulteriori barriere. Anche il parcheggio della stazione perderà i suoi posti auto per i lavori. In questo caso il comune cercherà di trovare un'alternativa. Intanto la certezza è che la stazione sarà riqualificata ma resterà là dov'è. Invece la viabilità cambierà in Viale Roma grazie a un grande tunnel dove passerà il traffico delle auto. Tunnel per le auto, quindi che si staccherebbe più o meno dall'altezza di dopo la rotatoria di Viale Milano, che passerebbe sottoterra davanti alla stazione e risbucherebbe verso Viale Venezia nella zona di Campomarzo. Questo perché consentirebbe al piano superiore, al piano terra, di far un passaggio pedonale, quindi non ci sarebbero più tutte le code che vediamo sempre davanti alla stazione a causa del passaggio dei pedoni che interrompono il flusso dei veicoli. Un evento a Padova per chiedere il cessate il fuoco a Gaza. Stasera l'appuntamento al fronte del porto alla Guizza con i coristi per caso e 2 degli artisti della Biennale. Ola El Sherif è scappata da Gaza 4 giorni prima che chiudessero il checkpoint con Rafah. Con lei la figlia, la mamma e la sorella. Vive da un fratello e assapora una libertà mai conosciuta in 28 anni di vita dopo aver perso tutto. Amada El Kept è fuggito da Gaza prima di lei. Ha raccontato la sua storia di artista rinchiuso in una stanza che solo da poco ha potuto vedere con i suoi occhi, opere ammirate solo nei libri. Sono 2 degli artisti di Biennale Gaza che al fronte del porto racconteranno i loro lavori, solo 4 quelli usciti dalla striscia, proponendo quasi un padiglione di una biennale desiderata ma non realizzabile. Un racconto che sarà accompagnato dalle 42 voci dei coristi per caso, un concerto perché gli occhi di Ola e di Amada lo hanno ben raccontato, è la richiesta di cessate il fuoco che arriva da ogni parte del mondo, la pochissima speranza rimasta per loro. Il servizio di Chiara Gaiani ed è iniziato a
è iniziato la per i giovani a Trebaseleghe, un festival che riunisce associazioni e giovani in nome della beneficenza. L'idea è nata da un gruppo di ragazzi di Trebaseleghe. Disabilità e volontariato sono gli spunti di riflessione e di impegno. A tutto questo si aggiunge una socialità positiva per i ragazzi. A Pericuore, il festival organizzato da Per i Giovani di Trebaseleghe è iniziato a Scorzè e durerà fino a domenica. L'associazione composta da giovani ha organizzato l'evento per aggregare i ragazzi e creare occasioni di divertimento con DJ set, musica, spettacoli e laboratori, ma anche di riflessioni come la festa del volontariato. La nostra associazione è nata lo scorso anno, ma in realtà è la trasformazione di un gruppo giovani che è nato nel 2017. Il nostro obiettivo è quello di riuscire a sensibilizzare i giovani sulle problematiche sociali, affinché le conoscano, sappiano affrontarle, sappiano a chi chiedere aiuto e soprattutto non prendano paura. Nelle precedenti edizioni il festival aveva raccolto 150.000 euro di donazioni e aveva visto la partecipazione di quasi 40.000 persone. Quest'anno le iniziative si concentreranno sulle dipendenze e sulle donne in difficoltà. Crediamo in una realtà soprattutto giovanile che vada oltre la superficie, che sia di sostanza, che sappia individuare quali sono i valori che devono essere veramente condivisi tra di loro, e speriamo che i nostri eventi, le nostre attività possano stimolarli a tutto questo. E sarà un'estate piena di grandi eventi. A Trieste è in arrivo il Cirque du Soleil. Sentiamo Umberto Bosazzi della nostra redazione triestina. Alle spalle mie e del presidente del Teatro Stabile del Friuli Venezia Giulia, Francesco Grambassi, l'area dove il 7 di giugno inizieranno i lavori per il posizionamento degli chapiteaux di Cirque du Soleil. Ci siamo. Il 7 giugno verrà issato lo chapiteau, sarà un evento nell'evento chiaramente, parliamo di un tendone di 55 metri di diametro, di quasi 20 metri di altezza. In questo momento stiamo preparando l'area, un'area che ci è stata concessa da Coppa Alleanza 3.0 in accordo anche con il futuro acquirente dell'area, un'area sulla quale stiamo lavorando ormai da più di un mese per metterla in piano, e sarà così un prologo, quello del 7 di giugno, al grandissimo evento di apertura che sarà quello del 13 di giugno. È già possibile dire quante persone saranno a vario titolo coinvolte nello spettacolo? Certamente, allora ci sarà un numero di lavoratori variabile già da adesso, tra le 40 e le 300 persone nei momenti di picco. Un dato che posso dare in maniera molto serena è che soltanto la permanenza dei lavoratori del cirque, quindi le maestranze tecnici, soltanto maestranze tecniche e artistiche di cirque porteranno un valore aggiunto sul territorio di più di 600.000 euro. Ecco, questo per dare l'idea della dimensione e del numero di persone coinvolte. Gli ospiti di questa sera a Focus: Cesare Busetto, Marzio Favero, Paolo Pizzolato, Rosa Poloni, Francesco Pontelli e Annalisa Nalin. È tutto per questa edizione, grazie ancora a Francesca Pezzo e Edoardo Paris, e un buon proseguimento di giornata. Arrivederci.